Bentornati in diretta con Ore 7 in quest'ultima parte dedicata all'ospite. Abbiamo con noi Carlo Tascini, direttore della Clinica Malattie Infettive di Udine. Eccolo qua che lo vedo collegato. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Tascini, io riprendo un po' anche il titolo del Messaggero di oggi, nella seconda pagina. L'effetto varianti, il Covid riprende a correre, una settimana, esplosione dei casi, saliti del 71%. È così, Tascini? Numeri da terza ondata questi? Ma diciamo dopo un calo che è stato nelle ultime settimane c'è una ripartenza di casi, come nuovi positivi e anche come ricoverati. Siamo di nuovo con le strutture dell'ospedale di Udine, ma anche degli ospedali di San Daniele e Palmanova con un aumento dei casi di ricovero. Senta, numeri che fanno presupporre una presa di posizione, so che lei non è un politico, però quantomeno un'indicazione lo deve dare questa task force sanitaria, numeri che fanno presupporre e che dovrebbero portare a una chiusura di alcune zone in questi casi? Ma guardi, la situazione è difficile da interpretare perché ovviamente ci sono molte variabili e le decisioni sono complicate, però ci sono tutti gli indicatori che ci dicono che purtroppo i casi stanno riaumentando. Ora, la situazione può derivare anche dalle varianti, c'è uno sforzo in tutta Italia per cercare di identificarle. Anche qui in regione si sta facendo la tipizzazione delle varianti, si sta vedendo almeno che ci sono varianti inglesi in una certa percentuale. Adesso non mi voglio spingere a dare numeri perché ancora le informazioni sono poche, però vediamo già sul 15-20% dei casi potrebbero essere variante inglese, che è una variante più diffusiva. In base a questo, in base alla ripartenza della curva, può essere necessario applicare ulteriori restrizioni. Bisogna considerare che la regione Friuli Venezia Giulia è stata virtuosa in tutti questi ultimi 5 mesi perché ha centrato spesso i parametri che altre regioni non hanno centrato. Le altre regioni sono andate in zona rossa dura e adesso hanno avuto dei periodi con riduzione netta dei casi. Noi non siamo mai andati in zona rossa, probabilmente perché abbiamo mantenuto alcuni parametri all'interno delle fasce virtuose, però questo ha comportato una seconda ondata lunghissima, con una pressione sugli ospedali e sulla medicina del territorio notevole, e avere adesso un ulteriore aumento può essere un problema, ma non solo per i pazienti Covid, anche per i pazienti non Covid. Senta, si è abbassata l'età delle persone che vengono ricoverate? C'è una certa riduzione sia dei nuovi positivi sia dell'età dei ricoverati. Ora, l'esperienza dell'Umbria, che ricordiamo, l'Umbria è andata in fascia rossa con indicatori peggiori di quelli del Friuli Venezia Giulia solo perché ha fatto un centinaio di sequenze, solo che ne ha trovate l'80% positive. Sul territorio la variante inglese, sull'ospedale la variante brasiliana, che è anche più virulenta, e c'è stata una netta riduzione dell'età media degli infetti. Quindi l'Umbria adesso è l'unica che ha parametri in riduzione, quindi insomma anche i cittadini possono poi comprendere quali sono le misure in attesa di una vaccinazione, di una copertura vaccinale più ampia. Io dico, cioè le regole le rispettiamo per tutto, le rispettiamo per il codice della strada, per le altre cose, ma non le vogliamo rispettare per motivi sanitari. Io lo trovo insomma veramente singolare, cioè se uno si comportasse bene sarebbe una riduzione della diffusione del virus, no? Però vedo che questo messaggio non passa, insomma, ognuno deve fare la sua piccola parte, se la facciamo tutti poi probabilmente anche il sistema funziona meglio. Troppa gente anche che si sposta, secondo lei? Abbiamo visto che c'è stato anche un sindaco di Grado che ha chiesto di mettere una zona arancione perché dice c'è troppa gente che arriva, è meglio metterci in zona arancione adesso piuttosto che ritrovarci poi con una stagione estiva compromessa. Ma guardi, io non penso che sia il problema che troppa gente che arriva, è troppa gente che non rispetta le regole che arriva.
che non usa i distanziamenti, insomma. Che non utilizza Sì, nel senso, questo mascherine, virus, distanziamenti, igienizzazione, cioè questo, non c'è una buona prassi, ecco. Questo virus, diciamo, è molto insidioso perché i pazienti asintomatici lo trasmettono o perché sono sempre asintomatici o perché 1 o 2 giorni prima dell'inizio dei sintomi trasmettono il virus. Quindi noi ci infettiamo in genere nei luoghi che reputiamo più sicuri. È questo il problema. Noi abbiamo cluster familiari, cluster lavorativi, cluster dove uno, diciamo, riduce le attenzioni perché è anche difficile, questo è ovvio, mi rendo conto che è difficile mantenere sempre l'attenzione elevata, però è questo il vero punto della nostra debolezza nei confronti del virus. Quindi uno deve essere rigoroso, a maggior ragione se si trova in un ambiente dove non conosce lo stato delle altre persone. Quindi usare lavaggio delle mani, gel alcolico e la mascherina può essere sufficiente, ma abbiamo visto che finora gli unici strumenti sono quelli del distanziamento sociale, della mascherina, eccetera. Questo mi sembra ovvio. Quindi, al di là di quello, purtroppo, se come si sta cercando di vedere, se la diffusione delle varianti sia troppo elevata, probabilmente c'è necessità anche di altre misure restrittive. Lei ha parlato di cluster, no? In maniera era molto interessato a questo argomento, cluster familiari e cluster lavorativi. Esiste una correlazione stretta tra aumento di questi casi nella provincia di Udine e il ritorno a scuola? Penso alle scuole superiori dal 1° di febbraio o anche con la diminuzione dell'età, quindi di cluster scolastici con scuole materne, elementari e medie interessate. Ma guardi, io devo essere sincero, ritengo che lo sforzo che è stato fatto dentro alle scuole sia uno sforzo meritorio e c'è stato un controllo importante all'interno delle scuole dove le regole sono state fatte rispettare. Purtroppo al di fuori della scuola le regole non vengono rispettate, è ancora più difficile far rispettare le regole ai ragazzi. Diciamo più sono grandi e più è difficile, in genere i bambini più piccoli sono molto più attenti alle poche regole che gli vengono date. Io penso che appunto non è solo la scuola, insomma è tutto il contesto per arrivarci al di fuori della scuola che può aver fatto da volano per l'infezione. Ripeto, bisogna stare tutti attenti. Certo. Io al di là di questo vorrei dare anche un messaggio un po' di speranza, nel senso che adesso andiamo verso la stagione calda come l'altra volta. È vero che l'altra volta abbiamo fatto un lockdown nazionale duro, però durante almeno la stagione calda ci dovrebbe essere una riduzione della trasmissione dei virus respiratori. Se nel frattempo il numero dei vaccinati, come si spera, aumenterà, c'è ancora da stringere i denti per poche settimane, insomma su questo bisogna dare anche dei messaggi di speranza. Poche settimane vuol dire Pasqua, si spera. Consideri che a differenza di dicembre e gennaio non vediamo più malati tra gli operatori sanitari. Ora gli operatori sanitari, la maggior parte, quasi l'80% sono vaccinati. Mentre a gennaio registravamo e a dicembre tanti casi di malattia da Covid negli operatori sanitari, adesso c'è un crollo notevole, come c'è un crollo di ricoveri in Israele, come c'è un crollo di ricoveri in Gran Bretagna. È vero che lì hanno fatto il lockdown duro oltre la vaccinazione, però i segnali sono tutti che la vaccinazione almeno blocca la malattia. Quindi questo è l'altro messaggio che deve essere dato, cioè è molto importante, no? Perfetto, grazie mille Tascini e complimenti per il vostro lavoro che state svolgendo, in bocca al lupo e buona giornata. Grazie, lo dirò ai miei collaboratori. Grazie.